Allora abbiamo Jacopo Raniero al commento della partita, giovane promettente dell'hockey roller Bassano, più che promettente, la promessa è già stata Grazie mille. insomma una partita intensissima, pazzesca, un primo tempo forse molto studiato, dopo alla fine il secondo tempo un macello dappertutto, bellissimo da vedere, bellissimo. Beh, intanto buonasera a tutti. Sì, l'analisi è come hai detto te, secondo noi, cioè secondo tutti noi anche nel primo tempo ci siamo studiati e poi nel secondo tempo si sono viste le caratteristiche di tutte e due le squadre. Esatto, molto bella, molto vigorosa, giustamente anche nel secondo tempo, quando un pochino il Tiene forse ha trovato, o voi siete calati un attimino, ci avete messo anche la professionalità per fermare le azioni, niente da dire, sportivamente eccezionale e anche proprio come si è sviluppato il risultato. Forse Beh, sta stretto, ma sì, diciamo, secondo me sta stretto per come è arrivato, perché diciamo che su un'occasione siamo stati colti impreparati e il Tiene ci ha punito in 4 contro 3 a favore nostro. esatto. Quindi Però è le un occasioni episodio. ci sono state, i portieri si sono anche superati, hanno Sì, fatto sì. delle parate eccezionali, quindi perché ho visto in più di occasione, anche te, ma anche gli altri, ci avete messo di tutto per fare i gol però. Sì, sì, un complimenti sia a Cristian, il nostro portiere, che anche lui ha fatto delle grandi parate, ma anche al vostro. Un'ottima prestazione da parte del Roller Bassano, ha giocato in un modo un po' diverso, un po' più mirato, un po' più Sì, tranquillo. diciamo che in questa settimana abbiamo rivisto la partita che abbiamo fatto neanche 2 settimane fa qui. Esatto. È in 2 allenamenti, l'abbiamo fatta come volevamo e l'abbiamo interpretata in questo modo. Esatto. Allora, complimenti al mister vostro De Gerone, in bocca al lupo per le prossime Grazie gare. mille. Grazie a te e arrivederci a tutti voi.